Salve a tutti, Pino Cabras, non sono in questo collegio, nell'altro del Sulcis più a Semini, Sesto, eccetera, eccetera, che lambisce anche la città metropolitana. Non so se oggi sia un giorno storico, perché la storia non si misura con il metro della cronaca, ma appunto con quello delle inerzie di lungo periodo. Però credo che ci sia un prima e un dopo che possiamo stabilire oggi, grazie alla presentazione dei ministri da parte di Luigi Di Maio. È un metodo che ha inaugurato, che ha una sua forza intrinseca per la qualità delle persone che sono state scelte. Persone di cui ciascuno di noi può andare orgoglioso. Ognuno di noi sta mettendo la propria faccia in questi giorni per difendere le posizioni del Movimento 5 Stelle. E sappiamo che, come tutti, abbiamo dei difetti, e quindi abbiamo paura che possano emergere più i difetti che i pregi, e pensiamo di avere anche tanti pregi nel modo di proporci. E naturalmente i giornali lavorano molto sui difetti, li esaltano, li rendono giganti e diminuiscono i pregi. Io credo che i pregi siano notevolissimi e noi possiamo essere orgogliosissimi di questa squadra di persone che rappresenta un metodo, un modo di lavorare, un valore morale dell'impegno politico. Tutte persone competenti, tutte persone con un'impeccabile condotta di vita dedicata al lavoro, all'impegno nello studio e ora alla proiezione per il bene comune del Paese. Persone di cui noi possiamo dire respirate a piena aria, respirate l'odore, il profumo di libertà che c'è dietro queste scelte. Ed è l'esatto opposto di quello che ha detto pochi giorni fa Renzi. Renzi è arrivato a dire, poi la stampa ha la memoria corta come i pesci rossi, che dopo un giorno dimenticano tutto, ma noi ci ricordiamo. Renzi ha detto: tudatevi il naso, così come vi diceva 40 anni fa Montanelli, si voleva, le vicinanze fiorentine. Un ragionamento machiavellico secondo lui. Adesso, siccome noi siamo in difficoltà, siccome abbiamo le liste piene di condannati, di indagati, persone autenticamente impresentabili, la soluzione è semplice: diciamo agli elettori: tudatevi il naso e votate per noi. Noi non dobbiamo chiedere agli elettori di tudarsi il naso, no. Noi possiamo vantare una scelta grandiosa di persone molto pragmatiche che hanno una visione del futuro della Repubblica Italiana, un futuro che è scritto nei 20 punti del programma, 20 punti molto pragmatici anche questi, che non fanno grandissimi voli, ma dicono delle cose che si possono realizzare, delle scelte che non sono state fatte per tanti anni, scelte che non possono difendere le forze politiche dominanti sino ad oggi, perché hanno lasciato incancrenire, hanno congelato i problemi. Noi abbiamo invece delle soluzioni molto intelligenti, credo, e le possiamo misurare con persone intelligenti. La scelta da parte del PD in questa circostanza storica, oltre a quella di scegliere di tudarsi il naso, è quella di lanciare sul photo finish della campagna elettorale una serie di mance, mancette, promesse. È una cosa vergognosa quello che sta avvenendo in questi giorni in Sardegna, cioè Pigliaro sta ripetendo lo stesso schema che lo ha portato alla grandissima sconfitta del referendum del 2016. Si è schierato potentemente perché lui è un colonnello del renzismo, un colonnello fallito del renzismo, e sta trovandosi ancora oggi a lanciare una campagna elettorale scatenata con promesse, con mance, con aperture, inaugurazioni di cose che sono tutte da inaugurare in realtà. Va perfino ad Alghero, dove c'è un aereo che parte per Milano ma non c'è l'aereo di ritorno. E quindi quali risultati possono vantare questi personaggi? La stampa gli dà, devo dire, molto filo. Riescono a farli apparire ancora come protagonisti di una scena, ma sono stelle spente che stanno mandando ancora qualche luce, ma in realtà sono stelle che si sono spente da tempo.
una di queste scelte giornalistiche è proprio quella legata alla presentazione dei ministri poco fa. Sono andato a vedere su Repubblica.it per vedere, ma adesso vediamo la notizia, è chiara, c'è Di Maio, presenta i ministri, conosciamoli, la notizia è quella, no? Repubblica invece presenta il faccione di Renzi che giudica questo evento, e ancora poco fa ho controllato, un giudizio critico ovviamente, il faccione di Renzi, il giudizio critico di Renzi su un evento che era un'altra notizia. Cioè vi rendete conto di quanto è profonda la manipolazione delle notizie. Io credo che il 4 marzo, oltre a una cocente sconfitta del PD, assisteremo a una cocente sconfitta del suo giornalismo fiancheggiatore, delle sue manipolazioni, della sua gerarchia distorta delle notizie. La vera notizia in questo momento è che i 5 Stelle sono pronti a governare, sono pronti a fare un movimento. E questo ci permette di rovesciare totalmente lo spin, termine inglese questo, no, lo spin, il far girare la trottola delle notizie. Hanno impresso un effetto alla notizia che però gli andrà contro, io spero. Noi dobbiamo sconfiggere e far girare la trottola da un'altra direzione, e questo lo possono fare solo gli elettori, scegliendo e dando forza al Movimento 5 Stelle. Il margine per una possibile vittoria c'è ancora, per una vittoria che sia inequivocabile, di quelle che dicono possiamo anche dare noi le carte. Questo perché c'è un margine di indecisi che può scegliere ancora e che è aperto nei confronti della novità. In questa campagna elettorale abbiamo trovato grandissima apertura, l'abbiamo visto distribuendo anche i volantini per strada, dialogando con le persone. C'è un patrimonio di fiducia che possiamo davvero conquistare e che non vogliamo tradire, perché siamo convinti che il popolo italiano, il popolo sardo meritino una chance migliore di quelle che sono state date fino ad ora, e sentiamo molto anche questa responsabilità, anche con emozione. Giustamente prima Gianni Marilotti ha detto l'appuntamento dell'anno prossimo si avvicina, ci saranno anche le regionali. Noi possiamo dare una spinta fortissima con queste elezioni, una spinta che non è solo per conquistare il bene comune nella Repubblica Italiana, ma anche per conquistare un grandissimo cambiamento in Sardegna, perché è una classe politica, quella che abbiamo di fronte, che ha esaurito tutte le sue cartucce, che non ha più nulla da dire, presenta gente impresentabile, ci racconta come persone impresentabili. Noi siamo persone che invece si presentano a faccia alta al governo della Sardegna e dell'Italia. Partecipa, scegli, cambia. Il 4 marzo vota Movimento 5 Stelle con Pino Cabras, candidato nel collegio uninominale Sardegna 3 per la Camera dei Deputati.